Pomeriggio di paura a Caonada di Montebelluna. Lo scoppio di una bombola di gas usata in terrazza per cucinare provoca incendio in un'abitazione, paese mobilitato, donna viva per miracolo. Carburante, il colosso British Petroleum annuncia razionamenti per 4 aeroporti italiani, c'è anche Treviso, priorità a voli ambulanza e di Stato. Save rassicura limitazioni non significative. Le conseguenze della guerra in Iran potrebbero estendersi anche al settore farmaceutico, con carenze e aumenti di prezzo, a rischio anche le forniture di elio che serve per il funzionamento delle risonanze magnetiche. Incidente mortale a Portegrande, automobilista si schianta con la sua auto contro un bus a TVO, carico di 50 passeggeri diretto a Jesolo. L'uomo perde la vita, 5 persone ferite. Tragedia sfiorata sul terraglio a Preganziola, 72enne di Mogliano perde il controllo dell'auto che esce di strada e si ribalta in un fossato, salvato dai vigili del fuoco. Fiamme in Borgo Mestre a Treviso, il rogo divampato da una discarica abusiva a ridosso della tangenziale, l'ipotesi del gesto doloso. Momenti di apprensione questa mattina sulle rive del Piave a Covolo di Pederoba per l'incendio che ha devastato un canneto. Intanto i volontari dell'antincendio boschivo lanciano un appello per falò e grigliate di Pasquetta. Non persone disabili ma persone e basta, e questo è il messaggio profondo della mostra fotografica Io ci sono, inaugurata sotto la loggia dei Cavalieri a Treviso. E domani mattina dalla Basilica di San Marco la messa presieduta dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, diretta dalle 10 su Antenna 3. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, a partire dal pomeriggio di paura che si è vissuto a Caonada di Montebelluna per l'incendio divampato in un'abitazione, in un appartamento, ma siamo in grado di collegarci con il nostro Lucio Zanato che si trova a Caonada con Edoardo Paris per la parte tecnica. Buonasera Lucio. Buonasera Cristiano, buonasera telespettatori di Antenna 3. Mi trovo in via Adelaide, qui a Caonada di Montebelluna, dove c'è stata un'esplosione. Vedete alle mie spalle, alle nostre spalle sono con il funzionario di turno Riccardo Favaretto, quello che rimane, diciamo così, della bombola di gas. Comandante, cosa è successo? Vediamo i suoi uomini al lavoro. Allora, siamo intervenuti per un incendio di abitazione, numerose le chiamate pervenute alla linea di soccorso del 115, dove segnalavano un'intensa colonna di fumo nero che si alzava. Ecco, parliamo delle 16:30 di oggi? Sì, circa le 16:30 odierne, e quindi siamo intervenuti con le squadre da Montebelluna, dal distaccamento volontario di Asolo e dal Treviso per fronteggiare questa situazione. Ecco, quello che noi vediamo è un terrazzo completamente annerito e bruciato, però vediamo questo foro. Ci può descrivere che cosa è successo di fatto? C'è stata un'esplosione? Allora, è stato interessato un impianto di cottura GPL e da questo, ancora per causa in corso di accertamento, è stato la bombola, insomma. È stata l'esplosione della bombola e quel foro è non altro che l'urto della pressione sulla paretina. Ecco, va detto che dentro c'era una persona, c'era la proprietaria. Sì, quando siamo arrivati noi c'era questa persona che comunque si stava allontanando autonomamente e comunque in via precauzionale è stata sottoposta alle cure sanitarie del personale del 118 che è intervenuto. È stata veramente una fortuna che non fosse sul terrazzo? Beh, certamente se la signora era sul terrazzo sicuramente le criticità sarebbero state per lei sicuramente maggiori. Ecco, noi vediamo la parte esterna, poi voi siete all'interno, l'interno è tutto annerito, l'appartamento è distrutto? Allora, l'appartamento è stato interessato dai prodotti da combustione, in particolare il fumo e il calore, quindi diciamo non è utilizzabile. Gli altri appartamenti invece momentaneamente non sono utilizzati, però non si segnalano criticità statiche. Quindi praticamente la palazzina, a parte l'appartamento, è utilizzabile. Vediamo il terrazzo, il soffitto. Lì voi siete andati prima con l'autoscala a verificare se il solaio tiene? Sì, è stata fatta una verifica per appunto vedere che non ci fossero criticità nella parte dello sporto del tetto, però non si segnalano criticità appunto statiche. Senta, un consiglio per quanti hanno questa tipologia, sono veramente tanti, la classica bombola e la classica cucina all'esterno,
all'esterno per fare i fritti che non devono come dire, dare odore all'interno. Cosa bisogna fare per la prevenzione? Ma da un punto di vista preventivo è che gli impianti siano comunque realizzati da personale qualificato, il quale al termine dell'installazione deve rilasciare la dichiarazione di conformità e far fare verifiche periodiche come tutti gli impianti. Dopodiché durante l'utilizzo accertarsi che non ci siano materiali che possono in qualche modo essere interessati dal fuoco. Insomma, fate sempre attenzione perché sembra una cosa di tutti i giorni, però può accadere e a volte può accadere anche di peggio. Sì, talvolta le conseguenze sono nettamente peggiori. Grazie comandante, adesso l'ultima immagine però vi voglio portare qui perché vi faccio vedere l'altra bombola che era presente nell'appartamento. Questa invece è stata bonificata dai vigili del fuoco come vedete, e su questa immagine, lanciando invece l'intervista al sindaco di Montebelluna che si è precipitato qui a vedere le conseguenze di questa esplosione, io poi restituisco la linea allo studio. Una tragedia sfiorata, per fortuna nessun ferito, nessuno si è fatto male. Sembra che sia esplosa una bombola di gas all'interno di un appartamento. Fatemi ringraziare come sempre i ragazzi che stanno lavorando qui dietro, quindi i carabinieri, i pompieri, la polizia locale e anche la nostra protezione civile stanno mettendo in sicurezza il tutto. Ripeto, sembra che nessuno si sia fatto male, ovviamente è la cosa più importante. Torniamo alla cronaca fra pochissimo, ma prima dobbiamo darvi conto di una notizia che si è diffusa nel pomeriggio e che riguarda l'aeroporto di Treviso, dove il colosso British Petroleum annuncia razionamenti, e questo per il caro energia, per l'aumento dei costi energetici. Lo scalo trevigiano è accanto a quello veneziano, Milano Linate e Bologna. Sono arrivate anche delle rassicurazioni da parte di Save, ma la notizia è per certi versi clamorosa. Questo in una giornata in cui già si registra un record sul fronte dei prezzi alle pompe di benzina. Le ombre del caro gasolio si allungano sui cieli a nord-est con i razionamenti che da semplici ipotesi diventano realtà. Ci sono infatti il Canova di Treviso e il Marco Polo di Venezia tra gli scali che nei prossimi giorni subiranno limitazioni al carburante, e questo almeno fino al 9 aprile. Gli altri aeroporti, tutti nel nord del paese, sono Milano Linate e Bologna. A confermarlo in una nota è RBP Italia, che fa parte del colosso britannico British Petroleum. Priorità sarà data ai voli ambulanza, ai voli di Stato e ai voli con durata superiore a 3 ore. Per tutti gli altri ci sarà una distribuzione contingentata. Parole chiare con il gruppo Save, che ha in gestione Treviso, Venezia, ma anche il Catullo di Verona, costretto nel pomeriggio a chiarire che l'operatività sarà garantita senza alcun allarmismo. Il problema è relativo a un solo fornitore, dicono da Save, sottolineando che nessuna limitazione è posta per i voli intercontinentali e per l'area Schengen, ma è chiaro che solo la punta dell'iceberg nelle ore in cui si registrano nuovi record. Basta guardare alle pompe di benzina, in alcuni impianti si superano i 2,20 euro al litro per il diesel in modalità self, e questo sulla rete stradale ordinaria e con i tagli delle accise operativi e prorogati al 1 maggio per 0,25 centesimi, misura che da sola sembra non bastare. Servirebbe fare di più perché molte famiglie stanno soffrendo di questo. Incide sulla gita di Pasqua e Pasquetta, probabilmente la gente spenderà per Pasqua e Pasquetta, ma dopo avrà sicuramente guarderà le proprie tasche per risparmiare in altre cose, sostanzialmente nella spesa piuttosto che nel vestiario, in altre cose in sostanza, nelle ferie anche. Molto di più, anche perché gli stipendi non aumentano e quindi ce la giochiamo di giorno in giorno, diciamo. A parlare però sono anche i gestori di carburante, da loro un triplice appello all'esecutivo. Dire alla Guardia di Finanza che può starsene a casa, perché almeno parliamo delle zone che conosco io, quindi sicuramente in Veneto non c'è la speculazione di benzinai. Il secondo, quando fa un decreto, che non vada a mettere cose assurde dentro e irrealizzabili, con sanzioni che fra l'altro per le compagnie sono ridicole. Terzo, che tenga presente che i gestori sono comunque una componente importante del sistema
e che devono essere aiutati. Più che a Roma guarda Bruxelles il mondo della manifattura e dell'impresa, così gli artigiani della CGA di Mestre. Servono misure temporanee a partire dalla sospensione del patto di stabilità, interventi strutturali all'altezza della crisi, come ad esempio l'introduzione di un nuovo Next Generation EU. Ma la guerra in Iran potrebbe avere anche altre conseguenze, potrebbe estendersi anche al settore dei farmaci. Se il conflitto in Medio Oriente dovesse protrarsi per altri 2-3 mesi, a tanto ammontano le nostre scorte, le conseguenze della guerra potrebbero arrivare a farsi sentire anche su prezzi e approvvigionamento di farmaci. I principali fornitori per l'Italia sono India e Cina e la chiusura dello stretto di Hormuz comporta, come per tutte le altre merci, rotte molto più lunghe sulle quali incide poi il caro carburante. Ecco che il primo effetto potrebbe essere quello di un aumento del prezzo, soprattutto di alcuni medicinali. Potrà interessare anche i farmaci che l'aumento del petrolio. Voi sapete che la filiera del farmaco parte sia dalle materie prime ma parte anche dai contenitori, per cui utilizziamo la plastica, il vetro, tutto quello che ci va dietro. Il problema che può sorgere è più sui generici, che sono quelli che noi importiamo prevalentemente. Il costo dei generici può anche subire un lieve rialzo, però ritengo che per adesso dobbiamo stare tranquilli, penso, e non dico sicuri, però neanche con una grande allerta. Un problema di carenza di farmaci si era già verificato sia con il Covid sia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, con difficoltà nel reperire sia alcuni medicinali sia i materiali come l'alluminio per la realizzazione dei blister o del vetro farmaceutico per le fiale. Potremmo dire del paracetamolo, che potremmo anche avere un momento di defaillance, qualche antitumorale, però come mancano quelli dipende dall'importazione, dipende dalle materie prime, da dove arrivano e da dove arrivano i farmaci, perché noi abbiamo anche farmaci che arrivano da Israele, per cui abbiamo il problema, il conflitto anche lì, per cui ossia, in questo momento è un po' difficile. Se avessimo la produzione tutta in Italia o in Europa saremmo molto più tranquilli. La senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini ha presentato 2 interrogazioni al ministro della Salute Orazio Schillaci, sia per il rischio negli approvvigionamenti di farmaci sia per le forniture di elio indispensabile per il funzionamento delle risonanze magnetiche. Noi sappiamo che non siamo autonomi anche da questo punto di vista, e se il conflitto dovesse durare, questo significa che saranno a rischio molti farmaci, dai salvavita agli antibiotici ai farmaci oncologici, e anche per quanto riguarda le risonanze magnetiche, stesso problema per la carenza poi di elio. Quindi dobbiamo attuare immediatamente un piano di emergenza nazionale per far fronte a questa crisi che già oggi rischia purtroppo di essere davvero drammatica. Intanto è una Pasqua di rincari, abbiamo sentito, tastato l'umore dei trevigiani al mercato. Senta, ma i prezzi sono aumentati? Sì. Ma non siete preoccupati per l'aumento? No, siamo tranquilli, guarda. E poi si mangia quello che piace, quello che costa, si guarda quando si spende, no? Ma sono aumentati i prezzi secondo lei dopo la guerra? Del gasolio sì, sicuramente. Quindi non è tutto sommato preoccupato? No, anche perché sono passato all'auto elettrica, mi frego tutti. In questo arco di tempo no, durante diversi mesi dopo l'estate sì. Preoccupata per questi aumenti? Sì. Perché aumentano i prezzi ma non aumentano i soldi che arrivano? Sì, soprattutto. Aumenta sempre continuamente tutto qua. Secondo lei sono aumentati i prezzi con la guerra? Certo, anche prima, ma adesso ancora di più. Preoccupato un po'? Speriamo che si risolva, io sono sempre ottimista. Secondo me saranno un po' aumentati sicuramente. No? Ma per la guerra o perché aumentano normalmente? Ma diciamo che un po' il sistema ci conduce a questo, quindi per me è la colpa di tutti, non è di nessuno. Senz'altro, soprattutto il caro gasolio e benzina, non si può lavorare con questi prezzi, e soprattutto sull'alimentare, ma i trasporti vanno a incidere su tutto il resto del prodotto finito, finale. È aumentato tutto, anche il frutta e verdura qua. Più preoccupato o più rassegnato? Rassegnato. Ma secondo lei da guerra c'entra qualcosa?
Assolutamente sì, soprattutto il signor Trump. La guerra ha dato una piccola spinta, diciamo così, perché normalmente ogni anno c'è un aggiornamento dei vari listini, però secondo me quest'anno ha dato una piccola spinta. Secondo me forse è una scusa, un aumento, però è una conseguenza comunque. Senti, da giovane sei più preoccupata o più rassegnata per quello che sta succedendo? Preoccupata, direi. Negli ultimi anni in generale direi che sono aumentati a prescindere dalla guerra, cioè in generale il mercato è cambiato, quindi direi che sì, sono aumentati, in Italia parecchio, anche sugli alimentari. Spero che questa cosa cambierà, diciamo che per farla cambiare io non ho particolare potere, diciamo, non posso farci molto, io non vivo neanche in Italia, un po' forse anche per questo motivo. Non sta neanche a parlare dei prezzi che sono aumentati super. Non sono aumentati. Ma secondo lei sono determinati dalla guerra oppure sono aumentati così perché ci hanno approfittato? Ma ci sono tante cose che possono aver fatto alzare. Senta, ma è più preoccupata o più rassegnata? Rassegnata perché tanto noi altri poverelli non potremo fare niente e quindi dobbiamo subire. Ritorniamo alla cronaca con la tragedia che si è consumata alle 3 di questo pomeriggio a Porte Grandi. Siamo in comune di Quarto d'Altino, un'auto si è schiantata contro un bus della TVO carico di passeggeri. Il bilancio è pesante, parla di un morto e 5 feriti. Alle immagini di Alberto Pivetta. L'ipotesi più concreta nella ricostruzione delle forze dell'ordine è che l'auto abbia invaso la corsia opposta improvvisamente, impedendo all'autista del bus di evitarlo. Cosa abbia provocato questo sbandamento è tutto da capire. Restano per ora i rottami della vettura dove l'automobilista ha trovato la morte nell'impatto tremendo con il mezzo di ATVO. 50 persone a bordo, 5 di queste ferite, compreso il conducente, tutti sotto shock. Mancano pochi minuti alle 15, Porte Grandi, località Trezze. È qui che il dramma si consuma in un istante. Il tranquillo viaggio dei passeggeri diretti verso Jesolo si spezza nello schianto contro il SUV che dopo il frontale finisce sul guardrail. L'autista di ATVO, un 60enne di Raclea, sterza in tempo almeno per evitare un impatto più forte e conseguenze più gravi. Dopo lo scontro il mezzo viene evacuato attraverso la botola di emergenza. I vigili del fuoco, la polizia locale e il SUEM accorrono per prestare soccorso. Per l'automobilista non c'è nulla da fare. Lievi feriti tra i passeggeri, tra questi una signora fatta uscire dal vetro anteriore. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto anche il mezzo di soccorso di ATVO e uno sostitutivo per portare i passeggeri a destinazione. Inevitabili disagi al traffico lungo la strada chiusa nei due sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso. Attimi di panico oggi sul Terraglio, sempre sulle strade, per la carambola micidiale di una BMW guidata da una 72enne di Mogliano Veneto. L'auto è finita capovolta nel fossato a bordo strada. L'automobilista, lo possiamo dire, è vivo per miracolo. All'arrivo sul posto abbiamo trovato la macchina ribaltata con la persona all'interno. Il personale del 118 stava già provvedendo a una stabilizzazione e abbiamo dovuto per prima cosa tagliare la porta e toglierla. Dopo con strumentazione in dotazione siamo riusciti a districare il passeggero. Aveva una gamba incastrata sotto, diciamo, tra il volante e l'abitacolo. Definirlo vivo per miracolo non è un'esagerazione. La carambola lungo il Terraglio verso mezzogiorno e mezzo è stata spaventosa, con l'auto, una BMW X-Drive, finita capovolta nel fossato con almeno 50 cm d'acqua. All'interno un 72enne di Mogliano Veneto. Immediato l'allarme, l'arrivo sul posto di SUEM 118 e vigili del fuoco sia da Mestre che da Treviso. C'era l'acqua, non avevamo visibilità, comunque siamo riusciti a fare lo stesso il tutto, diciamo. Quindi è stata un'operazione complessa. Sì, non è stato semplice all'inizio, però pian pianino, con calma, siamo riusciti, anche con l'aiuto del 118, siamo riusciti a portare a termine la cosa, insomma. Il 72enne viene medicato, è cosciente e viene portato poco dopo al Cafoncello per tutte le cure del caso, mentre la regolazione del traffico e i rilievi vengono affidati agli agenti della polizia locale e del corpo intercomunale. Stando una prima ricostruzione, l'uscita dalla sede stradale sarebbe stata del tutto autonoma, da verificare la velocità del mezzo. Di certo la mobilitazione è stata ampia, così come meticolose le operazioni di recupero della BMW finita completamente distrutta.
Fiamme in Borgo Mestre a Treviso, il rogo divampato da una discarica abusiva a ridosso della tangenziale. L'ipotesi è quella del gesto doloso. Con le indagini che sono state affidate alla polizia locale si deve interdire l'area, l'appello di residenti e del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Davide Acampora. Ho sentito un primo scoppio, poi sono uscita dal terrazzo, ho visto che c'era questa fiamma molto alta e poi dopo poco ho visto arrivare i pompieri. L'intervento è stato tempestivo qui in Borgomestre, a ridosso della tangenziale di Treviso, dove solo l'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio, ovvero che le fiamme avvolgessero anche arbusti e sterpaglie a poche decine di metri in linea d'aria dai condomini della Ghirada. Un rogo divampato da quella che a tutti gli effetti è una discarica abusiva in una zona più volte segnalata per degrado. Sul posto anche carabinieri e polizia locale sono gli agenti guidati dal comandante Patrick Antonello a occuparsi delle indagini. Dalle prime attività di indagine condotte sul posto, l'evento parrebbe avere natura dolosa e stiamo lavorando per individuare ulteriori fonti di prova e di conseguenza i responsabili. Insomma, l'ipotesi del dolo è più di una suggestione, mentre se da un lato ARPAV sembra aver escluso agenti inquinanti, dall'altro darà a stretto giro indicazioni per la bonifica dell'area. La questione, dice il consigliere comunale Davide Acampora, sollecitato da diversi residenti, è seria. Cioè, se questo incendio si propagasse in un agosto torrido o in un'estate come quelle che siamo abituati a vivere negli ultimi anni, immaginate queste sterpaglie come possono prendere fuoco velocemente e propagare l'incendio anche sotto le case. Quindi chiedo veramente di poter mettere in sicurezza questo sito, ripulirlo, ma soprattutto impedire che queste cose possano accadere, mettendo delle barriere e soprattutto una telecamera, che deve essere il primo passo per poter controllare l'area e visionarla in tempo reale. Questa è una vera e propria discarica abusiva. Assolutamente, sotto gli occhi di tutti. Qui in passato io ero già intervenuto, avevano messo dei cubi di cemento che impedivano, poi sono stati spostati. È un luogo anche che si presta a questo. Chiediamo che venga risanata la zona, pulita, magari recintata, pulita la zona, insomma, sistemata. A proposito di fiamme e di mobilitazione dei vigili del fuoco, è stata una giornata davvero impegnativa. C'è stato un vasto incendio questa mattina nella zona boschiva vicino al ponte di Vidoro, un fronte di quasi 100 metri quadrati che ha innalzato colonne di fumo visibili a chilometri di distanza, decine le segnalazioni, apprensione per le grigliate di Pasquetta, per i fuochi. Facciamo il punto nel servizio di Elena Dal Forno. Non me ne sono accorto neanche io, è mia figlia che se n'è accorta che era fuori, io ero dentro e non me ne sono accorto. E subito dopo abbiamo chiamato i pompieri dopo una quindicina di minuti. E poi ci sono tante famiglie che abitano qui vicino? Sono parecchie, sì. Fiamme e paura a Covolo di Pederobba, poco dopo mezzogiorno, dove un incendio è divampato all'improvviso a ridosso del ponte di Vidor, in un'area boschiva particolarmente sensibile e con case nelle vicinanze. Il rogo ha aggredito in pochi minuti la vegetazione secca, mangiandosi letteralmente un canneto su un fronte di circa 500 metri quadri. Immediata la macchina dei soccorsi, 3 squadre dei vigili del fuoco con 6 mezzi e i volontari AVAB di Valdobbiadene e Pederobba con complessivi 16 uomini e 5 mezzi che hanno lavorato senza sosta per contenere le fiamme e impedire che il vento le spingesse verso la boscaglia più fitta. Sul posto anche la protezione civile e i carabinieri forestali per il monitoraggio e i primi accertamenti. La fortuna ha voluto che il Piave fosse vicino e i mezzi abbiano potuto pescare l'acqua direttamente dal fiume. La densa colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, ha attirato l'attenzione di automobilisti e residenti con segnalazioni arrivate da tutto il territorio. Ancora incerte le cause dell'incendio, le operazioni di spegnimento e bonifica proseguono per evitare nuovi focolai. Inutile negare che l'apprensione di questi giorni sarà rivolta soprattutto alle grigliate di Pasquetta. State attenti, state lontani dai boschi e cercate, quando avete fatto la vostra grigliata, buonissima grigliata, di spegnere le braci prima di andare via. Quello è molto importante perché parecchi incendi negli anni succedono quando la gente va via, lascia le braci lì
magari un colpo di vento, anche perché comunque questo periodo qua è un periodo anche ventoso, molto ventoso, ed è facile il fuoco. Nei giorni scorsi proprio la Regione Veneto aveva dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio nelle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, vietando tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate. Il lutto di Preganziol per la scomparsa improvvisa a soli 29 anni di Arianna Zaia. Martedì alle 15 in chiesa Preganziol l'ultimo saluto a una giovane che ha lasciato il segno nella comunità con la sua dolcezza e il suo impegno per gli altri. È una comunità intera quella che si stringe in queste ore alla famiglia di Arianna Zaia, la giovane colpita da emorragia cerebrale, morta dopo alcuni giorni di ricovero all'ospedale. Aveva 29 anni Arianna ed una vita piena di amore e di interessi. Tutti coloro che l'hanno conosciuta la ricordano come una ragazza sorridente, solare, altruista, sempre pronta a mettersi a disposizione degli altri. Dopo la laurea in scienze e tecnologie alimentari era impegnata come tecnico per il controllo della qualità nel reparto ortofrutta della Vega di Mogliano, ma oltre al lavoro portava avanti tante attività con dedizione ed entusiasmo. Da 11 anni faceva la volontaria nel reparto di pediatria dell'ospedale di Treviso con il progetto Giocare in corsia della Lilt. Siamo vicini ovviamente alla famiglia, siamo vicini alle persone che l'amavano, siamo vicini, solo che a noi Arianna mancherà molto, perché il suo sorriso, la sua purezza, la sua semplicità erano cose veramente contagiose, e parlare con lei eri come sempre illuminato dal suo volto, quasi da ragazza, consapevole, ma che aveva questi tratti ancora di innocenza che era veramente bello. Arianna amava raccontare le favole ai piccoli ricoverati. Con la Lilt aveva appena terminato di frequentare dei laboratori fiabe e con una fiaba i suoi amici volontari la vogliono ricordare. Noi domani, come tutti i giorni dell'anno, andremo a visitare i bambini, e sicuramente un ricordo suo, un ricordo della sua presenza, un ricordo della sua persona ci sarà in ogni parola che noi diremo ai nostri piccoli ascoltatori. È un ricordo che rimarrà per sempre dentro di noi. 2 anni fa si era candidata come consigliere comunale con la lista civica Preganziola al centro, a sostegno dell'attuale sindaca Elena Stocco. Credo che Arianna lasci in tutti noi un grande messaggio, che è quello dell'importanza di fare del bene e della semplicità del fare del bene. Per lei era un'azione davvero spontanea e connaturata al suo essere. Credo che l'eredità che ci lascia è proprio quella di imparare a regalare il proprio tempo e la propria disponibilità. Arianna Zaia lascia mamma Pamela, papà Paolo, il compagno Diego, i fratelli Chiara e Nicola. L'ultimo saluto è fissato per martedì 7 aprile alle 15 nella chiesa arcipretale di Preganziol. Adesso per noi c'è la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per una mostra fotografica che è stata inaugurata questa mattina sotto la loggia dei Cavalieri a Treviso. Si tratta della mostra Io ci sono, non persone disabili ma persone e basta. Questo il messaggio. Io ci sono, inaugurata sotto la loggia dei Cavalieri, è uno sguardo reciproco dove scompaiono le differenze tra osservatore ed osservato. Qui si condividono le stesse esperienze, gli stessi desideri, la stessa voglia di vivere. Le persone quando ci vedono, quando ci incontrano, non ci salutano e non ci guardano, ma associano sempre una parola: disabilità. Quindi loro si allontanano perché hanno paura. Questa solitudine ci distrugge noi, distrugge le nostre famiglie, distrugge un giovane che invece vuole uscire e vuole essere come gli altri. Le foto di Enrico Colussi restituiscono nomi e volti senza altre etichette che non l'emozione, come quella che gli ha regalato Sebastiano. Mi sono avvicinato con la macchina fotografica, l'ho guardato, era un po' agitato, dopo pian piano, prima era timoroso, dopo mi ha fatto un sorriso, e quel momento è stata come... mi ha commosso letteralmente, mentre scattavo le fotografie mi sono commosso. La mamma di Ryan ha dovuto fare un appello sui social per avere degli amichetti al compleanno del bimbo, nessuno ci voleva andare. Sono arrivate un centinaio di famiglie
Io non me l'aspettavo, sono diventata virale nel giro di poche ore e Padova ha risposto col cuore. Questi bambini non sono la diagnosi che gli è stata cucita addosso, hanno delle difficoltà, sì, assolutamente sì, ma loro non sono le loro difficoltà. Fulvio Marotto, meccanico, nonostante abbia perso entrambe le mani e le gambe, ha iniziato a progettare le sue protesi personalizzate e così va in moto, in bici e sugli sci ed è famoso in tutta Italia. Non solo per i disabili, anche per persone normali. Ha degli strumenti per semplificare il modo, tipo con gli sci. Quando io scio, i miei sci non incrociano mai, stanno sempre dritti. Non ti spiego il come e perché diventa troppo complicato. Presenti molti amministratori locali perché la mostra girerà molti comuni cittadini, ma la politica aiuta veramente queste persone? Le potrei dire che sa che ci sono le patologie, le varie malattie, le varie difficoltà, sì, ma sapere è un conoscere in profondità? Ma chi lo sa? Chi lo vuole capire? Chi lo fa arrivare al cuore? Rimaniamo a Treviso per la via Crucis che ha popolato le vie della città nella serata di ieri con profondi momenti di riflessione, come ci racconta Lucio Zanato. Anche la movida trevigiana si è fermata al passaggio della via Crucis nel Venerdì Santo in città. Un contatto in piazzetta Trentin voluto e ragionato nella processione partita dalla chiesa di San Francesco per ricordare gli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, con le riflessioni tratte dai suoi scritti, ad iniziare dalla sua preghiera universale, fratello Sole, sorella Luna. Centinaia le candele tra gli oltre mezzo migliaio di fedeli che dalla chiesa si sono spostati verso la prima stazione al Ponte de Pria, dove il dolore di Maria sotto la croce oggi è quello delle madri di tutte le guerre. Per le madri ucraine, russe, palestinesi e di tanti altri luoghi in cui i figli migliori sono sacrificati nella guerra, preghiamo. Un palazzo municipale illuminato solo da ceri votivi ha accolto la folla di fedeli dietro alla secolare croce dei Battuti, uno dei simboli sacri di Treviso. Chiaro il riferimento ai nostri amministratori davanti al palazzo della comunità. Perché ci lasciamo volontariamente spogliare da tutto ciò che è superfluo, non spendibile per il bene comune. Infine la processione, dopo il passaggio lungo via Cornarotta, è arrivata ai piedi della cattedrale per l'adorazione del crocifisso in Duomo. Forte il richiamo del vescovo Michele Tomasi alla fratellanza e alla pace. Nostro seguire questa croce significa che oggi abbiamo portato per le vie della nostra città ciò che importa a noi, a ciascuno e ciascuno di noi, ma alla nostra città, alla nostra comunità, per la nostra convivenza. Abbiamo portato tutte le povertà dei deboli, dei fragili, di quelli che forse non hanno risorse per vivere, ma di quelli che sono soli, abbandonati, per tutti quelli che non hanno risorse di senso, che potrebbero avere tutto, eppure non riescono a essere felici, e non riescono a guardare al di là del loro sguardo ristretto, incontrando fratelli e sorelle con cui camminare insieme, con cui costruire una città bella, una città abitata di amore, di solidarietà e una città che continui a pregare per la pace. A proposito di celebrazioni pasquali, domani mattina vi trasmetteremo in diretta dalle 10 la Santa Messa di Pasqua, presieduta da Monsignor Francesco Moraglia, patriarca di Venezia. Trasmetteremo la Messa dalla Basilica di San Marco.
Nel giorno di Pasqua rinnoviamo come tradizione un appuntamento con voi nostri telespettatori. Domani mattina a partire dalle ore 10 trasmetteremo in diretta il solenne pontificale di Pasqua alla Santa Messa che il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, presiederà dalla Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia, uno dei luoghi simbolo della cristianità in tutto il mondo, ma anche per la nostra città e per il Veneto. Una diretta che, come servizio pubblico, nel senso a disposizione del pubblico, facciamo molto volentieri con il desiderio di portare l'annuncio di Pasqua, le parole del Patriarca Francesco, in particolare a chi è impossibilitato a muoversi da casa e a partecipare in presenza. Dopo la messa, nel nostro TG della sera, ascolteremo anche gli auguri di Pasqua che il Patriarca ci ha dedicato in un'intervista. E a proposito dei riti pasquali di questi giorni, molto profonda è la riflessione offerta dal Vescovo di Chioggia, Monsignor Giampaolo Dianin, ai nostri microfoni. La Pasqua di Cristo per noi credenti è il fondamento della nostra fede, della nostra speranza, di tutto ciò che noi siamo e viviamo. E questo annuncio vogliamo dirlo anzitutto a noi credenti, troppo spesso presi da ciò che succede il Venerdì Santo e poco pieni dello spirito, della profezia, della gioia della Pasqua, ma lo vogliamo anche urlare al mondo intero, che pure sembra ancora immerso nei grovigli di tutto ciò che è stato il processo a Gesù, la sua condanna, l'ingiustizia, la sua morte. La Pasqua di Cristo è una certezza, ma la Pasqua per questa nostra terra è ancora tanto e tanto lontana. Il Vescovo Giampaolo pensa al dramma della guerra in Terra Santa e non solo. E allora l'augurio è che quella Pasqua certa che Gesù ancora quest'anno regala a noi possa diventare anche un regalo per tutta questa nostra umanità. Appuntamento dunque a domani mattina per la celebrazione della Messa di Pasqua dalla Basilica Cattedrale di San Marco. Vi aspettiamo. Rimaniamo a Venezia per il grande successo della 10ª edizione della corsa in notturna organizzata da Venice Marathon. La gara ha festeggiato con il record di partecipanti questa edizione, al traguardo anche un atleta dell'atletica di San Biagio di Callalta. Giacomo Esposito dell'Atletica San Biagio di Callalta e la veneziana Diletta Moressa hanno conquistato la vittoria nella gara trail di corsa in notturna a Venezia CMP Venice Night Trail con Venice Marathon, società organizzatrice. In 6.000 gli atleti al via, con una grande partecipazione straniera, ben 55 nazioni rappresentate. Così Venice Marathon ha festeggiato nel migliore dei modi la 10ª edizione del trail notturna più bello e affascinante del mondo di corsa. Abbiamo archiviato una bellissima edizione del Venice Night Trail con il record di partecipazione di oltre 6.000 persone e con un successo anche di entusiasmo veramente straordinario. Siamo molto orgogliosi della crescita di questo evento che ha dato anche un nuovo modo di vivere la città di Venezia. Come tante lucciole, gli atleti, ognuno con una pila a frontale, hanno iniziato a sfilare sotto l'arco di partenza creando uno spettacolo che è durato oltre un quarto d'ora e poi hanno dato vita ad un enorme serpentone di luci in movimento che ha attraversato il ponte di Calatrava per poi immergersi nelle calli e campieri di Venezia lungo 16 km e 51 ponti. Partenza dal Terminal Crociere. Esposito ha preceduto all'arrivo Matteo Munaro e Paolo Perizzari. Moressa tra le donne ha invece staccato Arianna Lutteri e Laura Ferretto. Un evento che ha dimostrato la sua capacità di crescere, ma anche ha dimostrato la capacità di Venezia di essere accogliente, straordinario palcoscenico, ma anche protagonista in qualche modo di questo nuovo modo di presentarsi a un pubblico non solo giovane, ma certamente un pubblico diverso. Andiamo adesso a Belluno.
Partita decisiva per il futuro energetico del Veneto e soprattutto per la provincia di Belluno. La Regione traccia la linea sulle concessioni idroelettriche, stop alle proroghe automatiche e via una cabina di regia regionale per gestire un settore strategico. Al centro un nuovo modello con capitale pubblico prevalente e una collaborazione tra regioni e gestori degli impianti. Belluno avrà un ruolo chiave perché qui si concentra la maggior parte delle centrali, 25 su 34. L'obiettivo è chiaro: trattenere sul territorio il valore prodotto dall'energia, stimato in circa 400 milioni di euro l'anno, e trasformarlo in vantaggi concreti: riduzione dei costi in bolletta per le famiglie, maggiore competitività per le imprese attraverso una redistribuzione dei benefici economici. La Regione Veneto punta anche al recupero delle risorse arretrate dai concessionari, mentre il percorso verso la scadenza del 2029 sarà condiviso e trasparente. Una sfida strategica: fare dell'energia della montagna il motore dello sviluppo futuro. Ancora troppi infortuni nei cantieri anche in provincia di Belluno. A lanciare l'allarme, un vero e proprio allarme, sono Fillea e CGIL, che denunciano un aumento degli incidenti, in particolare delle cadute dall'alto, e chiedono più controlli e formazione. Negli ultimi mesi la provincia di Belluno è stata segnata da una serie di gravi infortuni nel settore dell'edilizia. A preoccupare soprattutto la frequenza delle cadute dall'alto, tra le cause più comuni e drammatiche nei cantieri. Una situazione che secondo Fillea e CGIL non può più essere accettata. Nel 2026 si continua a morire o a rimanere gravemente feriti lavorando su tetti, ponteggi e strutture in costruzione. Incidenti che, sottolineano i sindacati, nella maggior parte dei casi sono prevedibili e prevenibili se le norme di sicurezza vengono applicate in modo rigoroso. I dati confermano un problema tutt'altro che marginale. Secondo le rilevazioni INAIL, nel 2025 in provincia di Belluno sono stati denunciati 2.881 infortuni sul lavoro. Nel solo mese di gennaio 2026 le denunce sono già 242, in aumento rispetto alle 216 dello stesso periodo dell'anno precedente. Il settore delle costruzioni resta tra i più esposti al rischio. Dietro i numeri, ricordano i sindacati, ci sono lavoratori che operano spesso in condizioni difficili, tra ritmi serrati, subappalti, precarietà e controlli insufficienti. Per questo non basta la solidarietà dopo ogni incidente. Fillea e CGIL chiedono interventi concreti e immediati, più controlli nei cantieri, rispetto rigoroso delle norme e responsabilità chiare lungo tutta la filiera degli appalti. Fondamentale anche il tema della formazione, che deve essere reale e qualificata, affidata a enti accreditati per garantire una preparazione adeguata ai rischi del lavoro. La sicurezza, concludono Camera del Lavoro e Fillea, non può essere considerata un costo o un ostacolo. Ogni incidente è un fallimento del sistema e il lavoro deve garantire dignità e sicurezza, non diventare un pericolo per la vita. Vi raccontiamo adesso la Pasqua dei bellunesi nel servizio di Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi. Che cosa rappresenta per lei la Pasqua? La Pasqua è stare in famiglia. Noi siamo venuti fuori dalla Svizzera per essere qui insieme alle persone. Quello è più che cosa mangerete domani? Non sappiamo ancora. Decidiamo al momento, perché era già tutto occupato, è tutto pieno. Nonostante la crisi, nessuno rinuncia a consumare il pranzo pasquale fuori casa. Ristorante o agriturismo che sia, il piacere del convivio spensierato è una tradizione che si rinnova anche nel bellunese. Difficile trovare un posto a sedere nei locali della provincia, un segno senza dubbio positivo dell'avvio della bella stagione, sia pur con le cime ancora innevate. A tavola prevarranno i cibi classici, come ci conferma l'ambulante veneziano che ogni sabato porta in montagna il pesce fresco. Va più il pesce, secondo lei, o il capretto e l'agnello? Capretto. Però oggi lei c'ha il banco praticamente affollato, come tutti i sabati, per la verità. Brava. Però io ho visto le macellerie, sono tutte piene, quindi va più il capretto. Noi mangeremo pasticcio, varie crespelle e costolette d'agnello. Cucina lei? No, già tutto fatto. Le piace cucinare? Domani cucinerà? No, domani no, andrò a mangiare fuori. Le piace la Pasqua come festività? Preferisco il Natale. E cosa rappresenta la Pasqua? Beh, la Pasqua rappresenta dal punto di vista cristiano-cattolico la festa principale, la risurrezione di Gesù.
Noi come famiglia naturalmente parteciperemo ai riti pasquali, una festa in comune tutti assieme. Brindate alla Pasqua? Sì, brindiamo alla Pasqua, noi ci prendiamo avanti, sai? Sì. E vabbè, insomma, siamo... Cos'è, Antena 3? Sì. E che cosa mangerà domani, lo sa già? No, mangerò un capone. L'idea è che le scorpacciate metteranno tutti a dura prova e allora salvifico l'incontro con lo storico docente di educazione fisica Mario Gaspari, che di anni ne ha 85, campione italiano di salto con l'asta nel 61, oro ai mondiali master nel 2013 e campione europeo nel 2016. Professor Gaspari, lei è sempre in ottima forma, mantiene... Cerco di mantenermi come posso, data anche l'età e tutto quanto. E può dare anche qualche consiglio a chi domani deciderà di abbuffarsi alla tavola pasquale per mantenersi in forma? Attività motoria, mangi, passeggiata, domani è una bella giornata e quindi viva il sole. Insomma, la soluzione è semplice. A proposito, facciamoci gli auguri di buona Pasqua da parte di tutta la redazione di Antenna 3, a tutti voi telespettatrici e telespettatori. È quindi tutto anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buon proseguimento.